Noi speriamo che tutto questo possa ancora continuare. Certo, tante preoccupazioni ci sono, ci accompagnano quotidianamente perché viviamo con l'incertezza del domani, con l'incertezza delle quarantene che riguardano questa o quella classe, questo o quel plesso. Potrebbe anche accadere che anche gli istituti comprensivi debbano essere chiusi. Anche questa situazione abbiamo contemplato. I nostri progetti continueranno ad esserci, continueranno ad essere portati avanti dai nostri docenti anche in modalità online, quindi con la didattica integrata. Abbiamo gli strumenti, limitatamente a quello che gli strumenti chiaramente tecnologici potranno farci fare, continueremo a fare, perché come abbiamo scritto, chi si ferma è perduto e non intendiamo assolutamente fermarci neanche se le scuole dovessero chiudere. Noi ci auguriamo comunque che molto presto, molto presto, tutto questo possa un attimo cominciare ad avere una fase calante, affinché la vita di tutti noi e soprattutto dei nostri ragazzi, che sono quelli che pagano lo scotto peggiore sicuramente, possa riprendere uno svolgimento il più regolare possibile.